Diamo il benvenuto ai Milites Trinacrie. I Milites Trinacrie sono un'associazione culturale sportiva di rievocazione storica medievale della provincia di Ragusa, nata nel 2011. I Milites Trinacrie organizzano corsi di scherma medievale seguendo regole descritte da diversi manoscritti. Essa è l'antica disciplina del combattimento in armatura con spada e scudo che, data la scarsezza di fonti documentali e iconografiche, richiede un costante impegno di ricerca e aggiornamento per poter ricostruire le tecniche di combattimento e le metodologie di allenamento che caratterizzavano i cavalieri medievali. L'associazione, inoltre, partecipa al campionato italiano di combattimento medievale FIL dal 2017. L'associazione presenta anche medievale all'interno di ambienti ricostruiti secondo tutti i canoni storici. Diamo loro il nostro grande benvenuto con un applauso. Allora, buonasera a tutti, io sono Giovanni, sono il sergente dell'associazione dei Milites Trinacrie. Questa sera volevamo dilettarvi con delle piccole tecniche di combattimento sia a mani nude che con spada. In più aggiungeremo alla fine una chicca della nostra associazione che si è sviluppata solo negli ultimi anni, che praticamente serve alla gente per poter fare avvicinare al nostro sport, che sarebbe il combattimento a impatto pieno soft. Comunque, iniziamo con le nostre due neoscudiere, che sarebbero Salvina e Arianna, che ci mostreranno delle tecniche di disarmo con spada a una mano. Scusate, mi potete sedere là? A me non vediamo niente davanti a noi. Che volete? Non viene qua in linea perché se no e nemmeno noi vediamo. Qua vedi, siete. Bene, per essere completo un cavaliere medievale ovviamente doveva saper utilizzare non solo le armi, ma anche saper affrontare un avversario nel caso in cui l'arma veniva persa nel campo di battaglia oppure si rompeva. Quindi si studiano anche delle tecniche di combattimento a mani nude. In questo caso il nostro neofante Saro con il nostro novizio Emanuel faranno vedere delle tecniche di atterramento e di combattimento a mani nude. Questa io la so. Io
Io sono il Neofante e presento Giovanni e Salvo che combatteranno con la nuova tecnica di spada soft per chi ha paura di combattere. Io mi metto qui. Sei accanto a mia sorella. Ora vedete. Non ci fai un nodo con la vita. Ci siamo. Marco, mettiti qua. Mettiti qua. Però questo è soft, si fanno le stesse tecniche però senza farsi male. Via! I combattimenti medievali si svolgevano così, però con armi vere. Quindi questa disciplina fa provare la sensazione di combattere con armi vere senza farsi male. Naturalmente è molto difficile potersi colpire perché si para molto con lo scudo, quindi il bersaglio è molto piccolo. Stop. Naturalmente in questo caso sarebbero morti entrambi. Il combattimento è molto dispendioso perché quando si colpisce molte volte si colpisce lo scudo, quindi si sprecano energie senza efficacia. Ora stanno recuperando un minuto, poi riprenderanno per un altro round. Chi volesse provare, noi ci troviamo a Ragusa in via Ciomo. Ci alleniamo 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Come vedete non ci fa male, ma si combatte veramente e si provano le stesse sensazioni di avere una spada di acciaio. Ok, riprendiamo il secondo round. Pronti? Via! Loro cercheranno i punti scoperti per poter colpire senza sprecare energia, ma questo non è facile, come vedete. Naturalmente si cercano di doppiare i colpi perché quando il primo colpo colpisce lo scudo poi si tenta di piegare un'altra volta da un'altra parte. Chi volesse provare al nostro campo fra poco faremo un torneo. Possono combattere anche marito e moglie. Ultimi 10 secondi. Ultimo assalto. Ok, stop.
E con questo noi abbiamo concluso la nostra esibizione. Vi aspettiamo al nostro campo chi volesse regolare i conti in famiglia. Grazie. Ciao. Grazie ancora ai Milites Trinacrie per il loro spettacolo. La compagnia del Gufo, che tra fuoco, teatro, costumi e musiche vi farà assistere a qualcosa di unico. La compagnia del Gufo, prodotta da Fare Musica Apps, svolge svariate attività artistiche. Vi potete fare un po' di luce, per favore? Grazie. Grazie. La ricerca musicologica, strumentale e vocale della originale compagnia siciliana, nelle sue diverse articolazioni, guidata da cultori e maestri liutai, è e vuole essere una fedele interpretazione della cultura medievale, del repertorio e degli strumenti in uso a quel tempo. Gli spettacoli proposti, caratterizzati da un incalzante susseguirsi di parodie, sonetti, brani vocali e spettacoli proposti, che invitano alla danza, interazioni a sfondo satirico col pubblico, che mettono in risalto la teatralità dell'azione scenica, si completano con performance in cui si fa uso della giocoleria acrobatica, giocoleria con vari attrezzi infuocati e fakirismo. La compagnia del Gufo ha preso parte a numerose manifestazioni come rievocazioni e ricostruzioni storiche, giostre e pali storici, feste medievali e rinascimentali, festival nazionali ed internazionali, rassegne varie, sia a livello nazionale sia all'estero. Vi auguriamo di godervi lo spettacolo.
medievale, vi faremo ascoltare ancora due brani, solo due. Quello che vi facciamo ascoltare ora è tratto dalla raccolta Codex Buranus o Carmina Burana, e questo brano è dedicato al vino e alle feste, alla taverna e alla gioia del bene, e si chiama Bacche Bene Begnes, cioè un inno a Bacche, no? Ed è in latino, perciò non capirete nulla, ma capirete tutto, ok? prima vi facciamo ascoltare l'ultimo brano. L'ultimo brano in realtà non è un brano del tutto medievale. Noi siamo di solito molto pignoli sul Medioevo e sulle raccolte reali di musica veramente esistita nel Medioevo. Okay? Però, come ci troviamo in Sicilia,
Italia e vogliamo fare un omaggio alla nostra terra, dovete parlare, vi faremo un brano medievale con contaminazione da tarantella, per cui pronti a ballare e a battere le mani allo tempo della musica. meraviglioso e paziente pubblico, prima di passare al fuoco, ancora un momento dedicato al combattimento. Al combattimento però teatrale, quindi una vera
Sai cosa?
di Giarratana viene costituito nella primavera del 2010 ed è il primo gruppo sorto nella provincia di Ragusa. Nato dall'idea di alcuni giovani del piccolo centro montano, il gruppo diviene ben presto una realtà tangibile ed interessante. Il primo anno di attività vede il gruppo impegnato in diverse esibizioni presso alcune località del territorio ibleo. Successivamente la formazione prende parte ad altre manifestazioni in giro per la Sicilia, riscuotendo notevole successo e considerevoli apprezzamenti, così come riportato anche da articoli di stampa e quotidiano regionali e locali. Il gruppo Tamburi Città di Giarratana il 4 ottobre 2012 si costituisce in associazione. L'associazione è in continua evoluzione grazie ai nostri giovani che continuano a impegnarsi, proponendo e gestendo attività di valorizzazione della cultura e dei valori del territorio siciliano. Dal 2016 l'associazione è organizzatrice del Memufest, questo unico evento medievale nella provincia di Ragusa. Il gruppo dispone anche di trombe egiziane e attualmente conta 30 elementi. Ed eccoli signori che stanno arrivando, quindi accogliamoli con un fortissimo applauso, i tamburi di Giarratana. Spostatevi, non ci entrano, sono in molti. Grazie. E per favore se si possono spegnere queste luci dal service, grazie. Vi consiglio vivamente di spostarvi per non farvi arrivare bacchette in faccia.